Tragedia a San Fior, malore fatale per una bimba di 13 mesi, inutili tentativi di rianimarla. Mia figlia era bellissima, un angelo, le parole del papà, era malata dalla nascita. Schianto a Carbonera, Silvia Zampieri non ce l'ha fatta, la 32enne dipendente della cooperativa alternativa di Vascona è morta dopo 5 giorni di agonia, donerà gli organi. Dramma, la bocciofila di Villa d'Asolo, volontario 60enne della parrocchia sale sul tetto per sistemarlo ma precipita al suolo e muore sul posto i carabinieri. La vigilia dei funerali di Alex Zanardi a Padova attese per domani, migliaia di persone, sarà lutto regionale diretto su Antenna 3 dalle 10. Gli esiti dell'esame del cappello sui partecipanti al rito sciamanico dopo il quale perse la vita all'abbazia di Vidor Alex Marangon, quasi tutti positivi ad ayahuasca e cocaina. 70enne avvicinata a Santa Maria del Rovere da una 40enne che, fingendo di chiedere aiuto per trovare lavoro, le ha rubato l'orologio. Il parroco parla di senso della comunità che si è perso. Caro carburanti, da benzina sfiori 2 euro al litro, è l'effetto del nuovo provvedimento del governo che ha prorogato lo sconto delle accise per il diesel, riducendolo invece per benzina e GPL. Annunciati da Casugana i nomi dei 6 premiati con la massima benemerenza della città, la cerimonia sabato a Santa Caterina e nasce il riconoscimento Orizzonte Giovane. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti dunque i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione di approfondimento che torna puntuale alle 20:45, nuovo orario. Questo il sondaggio Basi USA via i soldati all'Italia conviene? Questa la domanda che vi poniamo questa sera. Se sì, il numero è in verde, se no quello in rosso. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring con Nicola Zanetti in studio. La tragedia di San Fior, un malore fatale per una bimba di appena 13 mesi, inutili tentativi di rianimarla. Mia figlia era bellissima, un angelo, le parole del papà che abbiamo incontrato oggi. La piccola aveva una malattia dalla nascita ed era assistita in casa. Bella, fammi... Bellissima, un'angela. L'hai fatto compleanno in questo posto. Il compleanno? Sì. Un anno? Sì, il mese scorso ho fatto un anno lei, il 2 aprile. Si aggrappano le foto che scorrono sul cellulare i genitori della piccola Sidratul. Papà Sunni le guarda con orgoglio e infinita tristezza, e non potrebbe essere altrimenti all'indomani del malore che le è stato fatale nell'appartamento della famiglia in un condominio lungo via Europa a San Fior. A nulla sono valsi i tentativi disperati degli operatori del SUEM 118 di salvarla dopo una crisi respiratoria, lei che dalla nascita doveva fare i conti con una malattia congenita. Quando lei è nata noi abbiamo già capito che lei ha insufficienza renale. Dopo lei è nata a Treviso, ospedale di Treviso, hanno trasferito a territorio neonatale a Padova, è stato lì 1 mese e mezzo, dopo trasferito a nefrologia, cominciato a curare. Cominciato dialisi. La piccola resta ricoverata diversi mesi, con lei c'è la mamma Yuma, poi il ritorno a San Fior, dove inizia una quotidianità fatta di cura e attenzioni. Portato a casa, anche noi abbiamo la macchina, anche tutte le cose dialisi facevo a casa 14 ore ogni giorno. Attorno alla famiglia in queste ore l'intera comunità bengalese, ma non solo. Lo stesso Sunni è da 17 anni in Italia e ora lavora in una pizzeria da sport a Conegliano. Sidratul riposerà qui nel cimitero di San Fior, dove il fratellino di nemmeno 4 anni frequenta l'asilo. Il papà vuole che stiano vicini. Lui studia infanzia lì a San Fior, quindi ogni giorno posso vedere i figli. Mercoledì l'ultimo saluto con rito musulmano bengalese. La famiglia trova forza nella fede. Anche fortunata. Fortunata vuol dire Dio è piaciuto a lei, così portato a lei subito. Perché tutti gli angeli
Fortuna di Dio, propriamente, è un regalo di Dio. Pochi giorni fa vi raccontavamo di uno schianto a Carbonera. Silvia Zampieri non ce l'ha fatta, è morta a 5 giorni da questo gravissimo incidente stradale. Lavorava alla cooperativa alternativa di Carbonera, è stata disposta la donazione degli organi. Ha combattuto per 5 giorni dopo il drammatico incidente avvenuto in via Codalunga a Carbonera. Il cuore di Silvia Zampieri ha cessato di battere nelle scorse ore. 32 anni, nata e cresciuta a Carbonera da un paio d'anni, era residente a Casier. Lo schianto mercoledì scorso, un frontale tra l'auto della donna ed un'altra vettura. Per cause ancora in corso di accertamento, la 32enne ha perso il controllo della sua Toyota Yaris e si è scontrata con l'Audi guidata da un 53enne. Sull'incidente proseguono gli accertamenti da parte della polizia locale di Villorba, mentre la procura di Treviso aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Fra le ipotesi potrebbe esserci quella di un malore improvviso della 32enne. Le condizioni di Silvia erano apparse subito gravissime ed era stata trasportata all'ospedale di Treviso. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Laureata in psicologia di comunità presso l'Università degli Studi di Padova, da 3 anni era collaboratrice della cooperativa alternativa di Vascondi Carbonera e coordinatrice della Casa Le Nuvole di Ponte di Piave. Silvia lascia un vuoto profondo, che però noi colmeremo con tutto quello che lei ci ha lasciato. Lo colmeremo soprattutto con la sua allegria, col sorriso che lei sempre aveva ogni giorno e con la sua voglia di guardare avanti verso progetti nuovi orizzonti. Ma soprattutto lo colmeremo con la sua attenzione agli ultimi, alle persone fragili, alle quali aveva pensato stava dedicando la sua vita professionale. Silvia aveva scritto nella sua pagina web: ogni persona è unica e tutte hanno dentro di sé risorse che possono riattivarsi. A volte basta un punto di vista, un'esperienza diversa, una piccola azione fuori dallo schema. Grazie Silvia per tutto quello che ci hai donato. È il tesoro più prezioso che avremo con noi ogni giorno. Anche Montebelluna è una comunità sotto shock per la tragedia costata la vita a Roberto Bordin, il 60enne morto ieri in Polesine in un terribile incidente stradale. Aperta un'inchiesta. Le ultime parole dell'uomo sono state per la moglie che era in moto con lui. Il pensiero ultimo è stato per sua moglie. Era vivo, mi diceva Stefania, e si preoccupava per lei. Diceva: Stefania, ti sei fatta male, come stai? Non sembrava così grave e purtroppo invece è andato. Da quello che mi dice la moglie sembra che abbia avuto un arresto cardiaco. Ha il cuore pesante la signora Antonella, cugina di Roberto Bordin, il 60enne morto nello scontro tra la sua moto e quella di un 16enne sulla strada tra Adri e Portoviro. Con l'uomo c'era la moglie, Stefania Mazzonetto, 55 anni, che nell'urto ha riportato una lesione alla caviglia. Ferito anche il ragazzo dell'altro mezzo, con le indagini affidate ai carabinieri coordinati dalla procura di Rovigo, che ha disposto tutti gli accertamenti del caso. Ma a Montebelluna è solo e soltanto il momento del dolore. Marito e moglie si stavano recando a Ferrara per assistere a una partita di calcio di uno dei 2 figli, il maggiore. In via Sant'Antonio, dove vive la cugina Antonella, ci sono ancora l'anziana madre di Roberto, 90enne, e il fratello. Sarà una mancanza grave per tutti quanti, perché era ed è, per me è ancora come se fosse vivo, una persona così stupenda, solare, attaccata alla famiglia, ma non solo alla famiglia che ha composto, a tutta la famiglia, me compresa. Io sono annientata, ecco, basta. Roberto e Stefania, dicono tutti, erano una coppia affiatata. Da qualche anno si erano trasferiti da Contea in una nuova abitazione in via Visna. L'uomo era responsabile commerciale di un'azienda dello Sport System. Amici e vicini di casa faticano a crederci. Sono scioccata veramente, quando ho letto l'articolo sul giornale sono rimasta senza parole. Conoscevo perché io abito qua e loro sono rimasti qui fino a qualche anno fa, tranquillissimi, gentilissimi, splendidi. Profondamente scosso anche il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, cugino del 60enne, che preferisce non aggiungere altro se non esprimere l'affetto per Roberto e la vicinanza a moglie e figli. Ora l'intera comunità attende di dare il suo ultimo saluto.
E si terranno giovedì 7 maggio alle 15:30 i funerali di Fausto Lamonato, il 56enne rimasto vittima del tragico incidente avvenuto sabato nel tardo pomeriggio a Monastera. Il centauro residente a Ponzano Veneto in sella alla sua Harley Davidson stava tornando a casa quando ha perso il controllo della moto finendo dentro un fossato. Nulla da fare per l'uomo. L'addio nella chiesa parrocchiale di Cusignana partendo dal Cafoncello alle 14:45. E oggi pomeriggio a Vittorio Veneto l'ultimo saluto a Marian Racovita, il 19enne morto mercoledì scorso nell'incidente di Tovena. La bara e i fiori bianchi, le candele e la foto di Marian sorridente con le montagne sullo sfondo. In tanti si sono stretti alla famiglia nell'ultimo saluto a Marian Racovita, il 19enne di origini moldave, morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi in un incidente nella piazza di Tovena di Cison di Valmarino. Ha perso il controllo dell'auto di rientro da una serata in compagnia e si è schiantato contro un muro. L'impatto è stato violentissimo. Marian si è spento il giorno dopo all'ospedale Cafoncello. Viveva a Vittorio Veneto e nella parrocchiale di Santa Giustina è stato celebrato il funerale con rito ortodosso. Ad accompagnare il feretro la mamma Lyudmila, il papà Dima, i fratelli e i parenti tutti. In chiesa anche i tanti amici di Marian, i compagni di scuola che l'hanno salutato con parole d'affetto. Ciao Marian, siamo tutti qui per te e non riusciamo ad accettare il fatto che tu ci abbia lasciato troppo presto. Nonostante poco tempo passato assieme, in ognuno di noi hai lasciato un segno indelebile, facendoci divertire e creando una squadra e soprattutto lasciando 1000 ricordi. Ti vogliamo ricordare con il tuo gran sorriso e con il tuo modo di fare libero. Un abbraccio dalla tua classe GE, rimarrai sempre nei nostri cuori, proteggici da lassù per farci andare, come dicevi tu, tutto regola. Al termine della funzione religiosa, in cielo sono volati tanti palloncini bianchi a forma di cuore ed un applauso ha accompagnato Marian nel suo ultimo viaggio. Tragedia nel pomeriggio, un'altra tragedia a Villa d'Asolo, un volontario della parrocchia è morto cadendo dal tetto di un edificio. Sono stati inutili i soccorsi per Giuseppe Zanon, 65enne di Villa d'Asolo, morto sbattendo violentemente la testa dopo una caduta da circa 3 metri di altezza. L'episodio si è verificato intorno alle 16 all'interno del circolo ricreativo di Via Calderon, nei pressi della parrocchia. La gravità delle ferite riportate al cranio avrebbe causato il decesso pressoché immediato dell'uomo. L'elisoccorso, intervenuto in pochi minuti assieme a un'ambulanza e all'automedica del Suemi di Crespano, è infatti rientrato alla base subito dopo la constatazione del decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della caduta, raccogliendo anche le testimonianze delle persone eventualmente presenti al momento del fatto. Un malore, una scivolata, una distrazione, tutte le cause sono al vaglio degli inquirenti per capire cosa abbia causato la caduta, avvenuta mentre il 65enne, ex muratore e da sempre volontario della parrocchia, stava facendo dei lavori sul tetto dell'edificio adibito a bocciofila. Non è chiaro come Zanon sia arrivato in cima alla copertura, né appunto cosa lo abbia fatto precipitare a terra, provocandogli la frattura del cranio. È stato un altro dei volontari a trovare il cadavere già a terra a metà pomeriggio. Vasto il cordoglio per l'intera comunità parrocchiale e civile, dove Zanon era molto conosciuto. La vigilia dei funerali del campione Alex Zanardi a Padova, attese per domani migliaia di persone, con il presidente della Veneto Stefani che ha proclamato il lutto regionale. Bandiere a mezz'aste in tutti gli edifici regionali e lutto in tutto il Veneto per i funerali di Alex Zanardi che si svolgeranno a Padova nella Basilica di Santa Giustina. Il presidente Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale in segno di cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia del campione morto venerdì 1 maggio. La scomparsa di Zanardi ha suscitato grande commozione in tutto il Veneto, regione con cui aveva un forte legame, scegliendola come sua casa. Il Veneto intende manifestare il dolore della comunità intera e
testimoniare che l'esempio che Alex lascia sarà sempre un modello e un'ispirazione per generazioni di giovani e di persone a cui la vita riserva difficoltà, ha sottolineato il presidente Stefani, che domani mattina parteciperà alle esequie a Padova insieme a tante altre istituzioni. In città, come rappresentante del governo, dovrebbe arrivare il ministro dello sport Andrea Bodi. Oggi al Quirinale, incontrando le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Alex Zanardi, una persona di grande spessore umano, capace di motivare i giovani. Zanardi non soltanto richiama affetto ed ammirazione, ma anche un futuro di riconoscenza. Queste sono le figure che illuminano il nostro sport e danno il senso dell'importanza dello sport nella società, ha detto Mattarella. A Padova, per salutare il grande campione, non solo di sport ma anche di vita, sono previste migliaia di persone, non solo famosi come Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe Vio, ma tanta gente comune. Ciao Alex, pedala libero per l'universo. Ad officiare il funerale Don Marco Pozza, il cappellano del carcere di Padova, con cui Zanardi aveva un rapporto di profonda amicizia. Insieme a Don Marco ci sarà anche padre Federico Lauretta della Basilica di Santa Giustina. Previsto anche un maxi schermo. Il feretro intorno alle 10:30 di domani mattina lascerà la struttura dell'OIC della Mandria, dove Zanardi era ricoverato da tempo, protetto dalla famiglia che in questi anni ha sempre custodito la privacy del campione dopo l'incidente in Toscana con l'handbike nel giugno del 2020. L'ultimo viaggio di Alex tra l'abbraccio dei tanti a cui lui ha insegnato il coraggio e la forza di vivere. Much more than this, I did it my way. Alessandro Zanardi. E Antenna 3 seguirà i funerali di Alex Zanardi in diretta dalle 10 con collegamenti e testimonianza, appuntamento quindi alle 10 su Antenna 3. Ritorniamo alla cronaca perché è stato ritrovato Davide Lucchelli, Luke per gli amici, il giovane batterista del gruppo trevigiano Oggetto Sconosciuto che era scomparso il 1° maggio intorno alle 20:30. Oggi alle 15 il giovane ha contattato la famiglia mentre si trovava su un treno da Vienna a Venezia diretto verso casa. La band si trovava a Budapest. Il padre ha subito avvisato le forze dell'ordine che lo hanno intercettato a Tarvisio e riconsegnato ai genitori. Davide sta bene ed è ora al sicuro con la sua famiglia. Familiari che hanno scritto poco fa sui social di essere profondamente grati a tutte le persone che hanno aiutato nelle ricerche. 70enne, mi dicono dalla regia che è pronto, ecco, è importante, ci sono degli aggiornamenti importanti sul caso di Alex Marangon perché è stata depositata la perizia sui capelli delle 17 persone che avevano partecipato al rito sciamanico. La perizia compiuta da uno specialista in tossicologia ha certificato senza alcun dubbio l'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per la maggior parte dei partecipanti al rito sciamanico nell'abbazia di Vidor, ma non può stabilire con esattezza il periodo in cui queste siano state consumate. Ma il dato che fa riflettere è che 16 su 17 persone sono risultate positive all'ayahuasca, non solo, ma 7 anche alla cocaina. Quasi tutti erano stati sottoposti all'esame del capello. All'appello mancano 3 partecipanti alla cerimonia. Dopo mesi sono emerse le prime verità. Ora bisognerà attendere le decisioni della procura, che aveva già indagato 5 persone per morte in conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti. Un rito sciamanico che era terminato in tragedia. Alex Marangon era morto la sera tra il 29 e il 30 giugno 2025 e ritrovato su un'insenatura del Piave soltanto il 2 luglio. Il 25enne barman di Marcon era precipitato dalla terrazza dell'abbazia di Santa Bona, un volo di 15 metri che non gli aveva lasciato scampo. Alex sarebbe precipitato in preda ad una psicosi dopo l'assunzione di sostanze psicotrope. Anche nel corpo del 25enne erano state trovate le medesime sostanze.
Nella relazione viene spiegato che le concentrazioni dei componenti dell'ayahuasca ritrovate nei campioni dei partecipanti al rito, 3 segmenti di capello fatti risalire a periodi diversi, possono in realtà indicare un consumo se non proprio abituale, quantomeno un'assunzione ripetuta nell'arco del periodo considerato e che non possono essere circoscritti al giorno esatto. Questo significa che non si può dire con certezza se quella sera del 29 giugno i partecipanti abbiano consumato o meno l'ayahuasca, anche se è probabile. L'aggressione di una settantenne in pieno giorno in via Fonderia da parte di una quarantenne di origini straniere, parla Don Adelino che dice si è perso il senso della comunità. Gli anziani sono sempre più soli, sempre più paurosi e tante volte abbandonati dai figli e dalla comunità. Allora la soluzione nasce da una solidarietà che dobbiamo trovare ogni qualvolta vediamo un anziano che ha bisogno di aiuto, anche accompagnandolo qualche volta quando lui, proprio vincendo se stesso, cerca di essere autosufficiente. È netto Don Adelino, parroco di Santa Maria del Rover, nel condannare l'ennesimo episodio violento ai danni di una donna settantenne che qualche giorno fa è stata aggredita e derubata mentre attraversava le strisce pedonali di via Fonderia in pieno giorno, portando a mano la sua bicicletta. A raccontare l'episodio è una sua amica che vuole restare anonima, ma che conferma la sensazione di precarietà che si vive anche solo camminando. La malvivente, una quarantenne di origine straniera, riferisce la signora, era una persona robusta, con i capelli castani, ben vestita e ha aggredito la vittima alle spalle. Ha detto che stava cercando un lavoro in un centro massaggi e aveva estremo bisogno d'aiuto perché non riusciva a trovare un impiego. La signora a quel punto ha tentato di farle capire che non poteva esserle d'aiuto, ma per tutta risposta è stata violentemente afferrata ai polsi. Dopo aver urlato e tentato di liberarsi, la quarantenne è scappata, ma a quel punto la settantenne si è accorta di non avere più al polso il suo orologio d'oro con attaccato un braccialetto, un oggetto di grande valore anche e soprattutto affettivo. Ora la denuncia è nelle mani della polizia, che potrebbe eventualmente chiedere alla banca le immagini delle videocamere poste nella zona. Ma al di là dell'ennesimo episodio, tra aggressioni, truffe online o del finto carabiniere, Don Adelino rimarca il fatto che si è perso un profondo senso di comunità. Beh, è evidente l'angoscia che ci prende, che sta prendendo gli anziani in questo momento, è proprio la si può toccare con mano. Lo vediamo anche quando vengono in chiesa e tante volte proprio le invocazioni alla Madonna e al Signore è: Signore, aiutami, dammi serenità e fammi morire in pace. Saranno celebrati mercoledì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Spresiano i funerali di Elisabetta Grumser, 78enne molto nota in paese, originaria di Bolzano, da sempre però residente insieme al marito Angelo Torresan a Spresiano. Per l'appunto la 78enne si è spenta sabato dopo 3 settimane di ricovero al Cafoncello. Lascia oltre al marito i figli Roberto, Andrea, Simone, Vilma e Veronica, i nipoti, le sorelle e i fratelli. Eventuali offerte saranno devolute alla parrocchia. Domani alle 19 sempre in chiesa sarà recitato il rosario. Adesso per noi la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in studio per parlare di caro carburanti perché la situazione va aggiornata. Un lunedì mattina amaro per i possessori di auto a benzina. Dopo il ponte del 1° maggio la Verde sfiora i €2 al litro in quasi tutte le pompe. È l'effetto del nuovo provvedimento del governo che il 30 aprile ha prorogato la misura in scadenza del taglio delle accise. Lo sconto però è stato confermato per il gasolio, che è rimasto a prezzo praticamente invariato, mentre per la benzina il ribasso è stato ridotto di 15 centesimi più IVA. Questo qui comporta un aumento immediato di 18 centesimi sulla benzina e di circa 6 centesimi sul GPL. Quindi il cliente che stamattina, ma non solo stamattina, è andato a fare rifornimento ha trovato la brutta sorpresa. Diciamo che è strano che non ci sia stata data quella comunicazione come l'altra volta con lo sconto, la carta ai gestori considerati evasori, solite storie, ma quindi è passata un po' in sordina la cosa, ma già dal giorno 2 parecchi impianti avevano già trasferito al pubblico l'accisa maggiore.
Una nuova stangata che preoccupa non poco le famiglie già alle prese con una lunga serie di rincari che stanno mettendo a rischio i bilanci e fanno prospettare una serie di tagli ai consumi con tutte le conseguenze che a cascata questo comporta. Intanto chi sta facendo i conti da 2 mesi con il caro carburante sono le aziende di trasporto pubblico locale. A Mom il rincaro costa 50.000 euro a settimana. Se la situazione non migliorerà, a fine anno si supereranno i 2 milioni di euro in più. Stiamo utilizzando al massimo gli autobus elettrici, stiamo utilizzando al massimo gli autobus, quelli più recenti, quelli che consumano meno. Stiamo cercando di limitare i trasferimenti a vuoto, che è un costo sicuramente importante nella mobilità pubblica. Ma oltre a questo non è che abbiamo altre possibilità o altre capacità di riduzione dei costi. Al momento non sono previsti aumenti delle tariffe che verranno valutati più avanti se la situazione non dovesse migliorare. Anche la nostra speranza è che verso luglio-agosto la situazione possa tornare alla normalità e quindi in questo momento non abbiamo affrontato il problema tariffe o taglio delle corse. Sicuramente sono delle situazioni che devono essere valutate, la valutazione verrà fatta sicuramente entro l'inizio dell'anno scolastico. Ovviamente fino all'inizio dell'anno scolastico non abbiamo intenzione di ritoccare niente. Sabato prossimo all'Auditorium di Santa Caterina saranno premiate 6 persone con il Totila d'Oro. Novità di quest'anno, la prima edizione del premio Orizzonte Giovane dedicato alle nuove generazioni. I premiati saranno Umberto Zandigiacomi, architetto e urbanista, Andrea Erri, manager culturale e direttore della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, Dino Dagnotti, presidente dell'Associazione Vittime Civili di Guerra, Giacomo Benvenu, ristoratore, Giovanni Ottoni, già presidente del CONI Treviso, Mario Caramel, avvocato e dirigente pubblico, e Malak Kunti, giovane trevigiana che si è distinta per il suo percorso di cittadinanza attiva e per i suoi risultati sportivi. E noi adesso andiamo a Belluno. Nel bellunese, salvo intoppi, nel 2027 è prevista la posa della prima pietra della variante di Longarone. Il valore complessivo dell'appalto supera i 420 milioni di euro, aperte le buste delle imprese concorrenti. È aperta in fase di aggiudicazione la gara per la progettazione e la realizzazione della variante di Longarone, l'infrastruttura stradale che si configura come la vera e propria legacy dei giochi per la mobilità e lo sviluppo del territorio locale e nazionale, spiega il commissario di governo e amministratore delegato di Simico Fabio Saldini. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 22 aprile, il 27 nel sito del Ministero delle Infrastrutture è stato pubblicato l'elenco degli operatori economici concorrenti. Sono 11 fra imprese singole, associazioni temporanee di imprese e raggruppamenti. Tra i loro nomi spiccano quelli della Pizzarotti, che ha realizzato in tempi record lo sliding center olimpico a Cortina, e la bellunese Dolomiti Strade, che con Fincantieri di Trieste opererebbero come mandanti del consorzio Eteria di Roma. Il disciplinare prevede che la gara venga aggiudicata con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Un lavoro lungo in capo a un'apposita commissione giudicatrice che potrebbe concludere gli accertamenti approssimativamente entro il prossimo mese di luglio. Con la chiusura, diciamo così, della gara e la presentazione delle offerte è arrivata un'altra tappa fondamentale in questo percorso che porterà alla realizzazione di quest'opera, che resterà l'opera dal punto di vista economico-finanziario più importante della storia della provincia di Belluno. L'intervento, come si sa, è inserito nel piano complessivo delle opere olimpiche approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'8 settembre del 2023. Quasi 12 chilometri di tracciato per deviare il traffico di attraversamento di Longarone e Castellavazzo, che si svilupperà in destra idraulica del Piave dall'innesto fra la 27 e la 51 di Alemagna all'abitato di Castellavazzo. 3 svincoli, una galleria naturale di 1,5 chilometri, oltre ad altre opere di sostegno per un quadro economico complessivo di oltre 400 milioni di euro. Sono convinto che per la primavera del 2027 potremo posare la prima pietra. La vedo difficile prima, anche se Simico si impegnerà al massimo affinché si possano ridurre i tempi per poter partire il prima possibile. Per realizzare la variante ci vorranno fra i 3 e i 4 anni. Sarà un
un percorso non semplicissimo che creerà anche disagi dal punto di vista poi logistico per anche i cittadini longaronesi, ma poi i benefici che ne trarremo a conclusione dei lavori penso che compenseranno anche i disagi che dovremo subire durante il cantiere. I temi della formazione, parliamo dell'ITS Turismo. Sono passati 3 anni dall'istituzione dell'ITS Academy Turismo a Belluno e i neodiplomati al Master Biennale di Formazione per i professionisti del turismo in provincia sono già 23 e tutti già occupati soprattutto nel settore della ricettività, in quello dei tour operator e nella comunicazione. Bilancio più che lusinghiero per la Camera di Commercio di Belluno Treviso, che ha creduto e investito nella formazione come leva di sviluppo del territorio. Noi 3 anni fa abbiamo dato la disponibilità di ospitare in questa sede di Belluno il corso ITS, abbiamo in quest'anno investito 1.200.000 euro in questa sede nostra di Belluno per l'ammodernamento della sala Luciani, quindi della sala conferenze e l'ammodernamento di tutti i servizi e anche delle aule. Un'opportunità di crescita personale e occupazionale, quella offerta dal turismo che vive di eccellenze ma anche di grandi trasformazioni. È un futuro per le nuove generazioni, ma è un futuro anche per le nostre imprese, un momento di rilancio in cui abbiamo bisogno che questi 2 elementi importanti, il mondo del lavoro e le giovani generazioni, si incontrino e diano un nuovo impulso anche per la competitività e secondo quelli che sono i nuovi dettami del mercato. Sostenibilità, digitalizzazione sono temi affrontati nel Master Biennale che in poco più di 10 anni in Veneto ha sfornato oltre 1.000 diplomati a cui sono stati offerti borse di studio, un programma Erasmus e scambi con l'estero e la possibilità di entrare in contatto con 600 aziende tra italiane e internazionali. Lo si è visto anche nell'esperienza olimpica, durante la quale gli studenti non sono stati semplici osservatori, ma parte attiva di un percorso fatto di responsabilità e di lavoro. Noi ogni 2 anni rivediamo i percorsi e cerchiamo di adattarli secondo quelli che sono i nuovi trend di mercato, e questa è la forza degli ITS che in questo momento stanno rispondendo, seppur ancora con numeri piccoli ma in grande crescita e grande evoluzione, a quelle che sono le aspettative degli imprenditori e di un settore in forte dinamismo. A Treviso e Belluno è tutto anche per questa edizione, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.